Buongiorno cari amici, benvenuti anche oggi nel canale del vostro Marietto Veneziano. Da come avete visto dalla mascherina, oggi faremo i 3 mazzetti per vedere come andrà la settimana prossima. Se non vi siete ancora iscritti, vi chiedo di iscrivervi al canale di The Garden Marietto Veneziano. Bene, continuo a mischiare le carte e vediamo un po'. Mischiamo bene e adesso vediamo di mettere giù 3 bei mazzetti dove voi dovrete scegliere 2, 3, 4, 5, primo mazzetto, 1, 2, 3, 4, 5, secondo mazzetto, 1, 2, 3, 4, 5, terzo mazzetto. Cari amici, ci sono 3 mazzetti, come ogni volta voi dovete scegliere un mazzetto, concentratevi bene sul mazzetto numero 1, mazzetto numero 2, mazzetto numero 3, eventualmente sedetevi, respirate profondamente, sintonizzatevi col vostro mazzetto, il numero 1, il numero 2 e il numero 3, ripeto 3, 2, 1, alla domanda come andrà la prossima settimana dal lunedì alla domenica. Bene cari amici, iniziamo, quindi spostiamo il 2 e il 3 e mettiamo a favore di camera il numero 1, il mazzetto numero 1. Prima carta gelosia, seconda carta gran signore, terza carta allegrezza di cuore, quarta carta consolante sorpresa e quinta carta amore. Vediamo bene, mettiamo le carte a favore di camera così che possiate vedere perfettamente la situazione. Allora, la settimana inizia con un pochettino di perdita di denaro perché vedete gelosia, però c'è qualcosa, c'è un protettore ricco generoso che può essere sia di formato spirituale che materiale, che vi protegge. Poi vediamo un'allegrezza di cuore, quindi avrete un po' di consolazione, quindi questa perdita che all'inizio della settimana a livello materiale e magari anche a livello sentimentale vi ha fatto un po' di scoraggiamento, vedete che si riprende verso mercoledì e il gran signore e l'allegrezza di cuore sono positivi, per non parlare poi della rush finale della settimana, gran consolazione con sorpresa e amore. Quindi se è qualcosa di cuore, sicuramente all'inizio della settimana ci sarà qualche abbassamento, però poi la situazione migliorerà grandemente fino alla fine settimana, sabato e domenica, che con amore e consolante sorpresa sarà tutto molto positivo. Quindi direi che sia per il lavoro che per il cuore la situazione per il mazzetto numero 1, scusate, è molto molto positiva, tutto dalla vostra parte. Vedete, allegrezza di cuore e consolante sorpresa e amore parlano chiaro. Avete solamente un po' un inizio di settimana un pochettino impegnativo, ma protetti da un personaggio che magari vi vuole aiutare in modo silenzioso. Quindi primo mazzetto molto molto positivo cari amici. Vediamo il secondo mazzetto. Quindi chi ha scelto il primo mazzetto è in pole position per avere una settimana interessante. Secondo mazzetto, pensiero, casa, dispiacere, mercante e l'amatrice. Mettiamo le carte a favore di camera così che la cosa venga recepita meglio. Per questo è il secondo mazzetto, è un mazzetto un po' più impegnativo perché già vediamo che la settimana parte con un pensiero, vedete che c'è della consolazione, intimità, però in questa casa ci sono dei dispiaceri, riceverete una cattiva notizia da qualcuno. Vedete, mercante, il problema è che mercante, essendo farà dispiacere e amatrice, c'è qualcuno che sta remando contro e vi mette in pensiero, quindi direi che la settimana entrante, perché ho scelto il secondo mazzetto, sarà una settimana molto molto importante dove dovete stare attenti perché qualcuno vi, vedete, dispiacere e mercante starà mercanteggiando, starà cercando di approfittare di voi, sia molto probabilmente a livello materiale e a livello, se lo guardiamo sotto il livello del cuore, anche qui vedete, avete dei pensieri che certamente potrebbero darvi dei colpi di genialità, però vedete, casa è buono, però dispiacere e mercante, insomma la situazione non è delle più vantaggiose. E vedete anche la matrice che quando
seguita, cioè è preceduta da mercante, fa capire che la situazione è un po' impegnativa. Quindi direi che chi ha scelto il secondo mazzetto invece per la settimana entrante deve stare molto molto attento e in campana con gli occhi ben aperti e stare insomma sulla difensiva. Se il primo mazzetto era molto positivo, il secondo mazzetto è per persone che devono stare sulla difensiva, molto guardinghe. Guardiamo il terzo mazzetto con il vostro Marietto veneziano. Denaro, bambino, Imineo, l'ammalato e prigione. Allora, vediamo bene queste carte perché sono molto molto positive, molto positive. E voilà, guardiamo, subito parte con denaro, quindi c'è qualcosa, un'unione vantaggiosa con qualcuno. Bambino, cosa vuol dire? Bambino che sta per crescere, crescerà qualcosa di vantaggioso che porterà frutto, perché vedete Imineo. Quindi nella prima settimana la partenza sarà bomba, diciamo, e avrete solo vantaggi, grandi promesse che si realizzeranno, e bambino, Imineo e denaro sono una sicurezza. Però da metà settimana in avanti cosa succede? Abbiamo un abbattimento morale col bambino che è un pochettino malato. Il signore qui che è a letto, scusate, non è un bambino ma è un ammalato, e alla fine questa partenza bomba che avete avuto alla fine vedete che non porta i frutti sperati. Perché vi porterà in un certo senso a essere imprigionati e bloccati su quella cosa che avevate puntato. Quindi una partenza bomba, il bambino stava per creare qualcosa di buono, la prima metà settimana molto positiva e la seconda settimana invece con una chiusura che vi bloccherà, però ricordatevi che siete partiti molto bene questa settimana, quindi la settimana prossima, quindi cosa vuol dire questo? Vuol dire che avrete abbastanza riserve per poter superare anche l'ammalato e questo blocco, cari amici. Quindi non perdiamoci d'animo, perché sarà una settimana, la prima metà molto positiva e la seconda metà che vi farà riflettere, perché vi bloccherà perché ci sarà qualcosa che molto probabilmente vi abbatterà moralmente, però non preoccupatevi perché il vostro Marietto è sempre qui per voi. Quindi diciamo che il primo mazzetto è stato molto positivo per voi, per chi l'ha scelto. Il secondo mazzetto insomma così, e il terzo mazzetto una buona settimana fino a metà settimana molto buona, e poi dopo un blocco che voi sicuramente, se andate nel sito ilcapitano.intervista.org, potete prelevare dei bei circuiti, potreste avere un aiuto a scavalcare questo blocco. Cari amici, vi chiedo, se non l'avete ancora fatto, di iscrivervi nel canale di Hildegarda e Marietto di Veneziano e di venirci a trovare nei nostri gruppi Facebook e anche nel canale di Telegram, dove lunedì sera alle 20:30 abbiamo sempre un incontro con gli studi di esoterismo. Grazie cari amici e alla prossima, ciao.